Benvenuti a Mestre, questa sera di fronte per il campionato Under 15 Eccellenza si troveranno Reyer Venezia contro Rotagliana Basket. Mancano ancora 4-5 minuti all'avvio della partita. Ragazzi in campo per il riscaldamento. Uno, due, tre, Rotagliana Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Senti i tamburi, nero e arancio il veleno. Dalle tribune il tifo sale, non si molla un secondo. Stringi la maglia, stasera si conquista il mondo. Mezzo lombardo fa rumore, senti come batte. Siamo una squadra, una famiglia, 100 mani che combatte. Dai più piccoli ai grandi, tutti qua per lo stesso motivo. Quando entriamo in campo il pubblico è già in delirio. Stasera c'è il delirio, Rodioli. Servono i palazzetti grandi della città. Qua sotto canestro si lotta con dignità. Sudore sulla fronte, grinta nei muscoli. Comunque vada, stasera saremo noi gli eroi. Guarda sugli spalti, genitori e nonni in piedi. I bambini urlano, ci credono. Tu ci credi, questa maglia pesa orgoglio di chi c'era prima. Da mezzo lombardo fino in cima, sempre in cima. Stasera c'è il delirio. Siamo piccoli, il cuore è da giganti. Portiamo questi colori avanti, sempre avanti. Stasera c'è il delirio, Rotagliana. Stasera si gioca, il palazzetto è già pieno. Tutto pronto per la palla 2, 1 minuto e 20 all'inizio della partita. Le due squadre sono a colloquio con i rispettivi allenatori. Intanto leggiamo la
formazione di Reyer Venezia con il numero 20 Pizzato Andrea, al 32 Osayande Daniel, 36 Marella Elia, 37 Chinello Daniel, 38 Pugiotto Alvise, il capitano, 39 Diop Agostino, col 42 Pivetta Filippo, col 47 Ruggero Giulio Maria, col 60 Augustin Egussà e col 71 Miozzo Pietro. Reyer in formazione rimaneggiata per via della convocazione di 2 o 3 ragazzi della squadra di Venezia in nazionale con la raduno Under 15, quindi manca il fratello di Daniel Osayande, Destiny Osayande e Baum, se non ricordo male il cognome. Rotagliana senza 2 elementi, orfana di Davide Graziola e Luca Perentaler, indisponibili per la partita odierna. Per il resto tutti presenti alla corte di coach Magno Cavallo e Andrea Davoglio. Vediamo i quintetti. Che si contenderanno questa 10ª giornata del girone di ritorno. Ormai siamo agli sgoccioli di questo campionato Under 15 Eccellenza, ci sono ancora 4 partite da disputare con questa. La Rotagliana deve vedersela con Reyer, con Treviso, sempre in trasferta, poi si andrà a Trento per il derby e infine l'ultima di campionato contro la Virtus Padova in casa a Mezzalombardo. Tutto pronto, intanto parte la Reyer con una buona penetrazione sul fondo che trova libero Pizzato che appoggia a 2 punti. Intanto Siller la fa girare su Torrisi, Cela, taglia Carli, la prende dal Monego, gira bene Rotagliana, Carli, Cela, ci pensa, poi Torrisi la spara lui, molto corta, molto chiusa la difesa di Venezia, è riuscita a tenere il giro palla di Rotagliana. Ripartono i ragazzi di Buffo. Daniel Osayande dovrà prendersi la squadra sulle spalle in assenza anche del suo fratello gemello Destiny. Gran canestro intanto su penetrazione del numero 42 Pivetta, prende Carli, si fa tutto il campo, poi la scarica leggermente fuori misura per Torrisi che non riesce a controllarla, peccato, persa di Rotagliana su incursione di Carli. Riparte Reyer, anche loro un'incomprensione, Pizzato non riceve la rimessa eseguita da Pivetta, si riparte dal fondo, restituisce la persa la Reyer. Carli ben contenuto, poi Cela la dà in posta a Carli che prova ad andare dentro, non riesce a trovare il gioco da 3. Carli fermato in maniera fallosa dal numero 42 Pivetta. Carli in lunetta con 2 liberi. Tutto pronto, Carli si concentra. Corto il primo. Deve spingere un po' di più. Corto anche il secondo. 0 su 2 in questo giro in lunetta. Intanto velocissima la Reyer con Diop che porta a 6 i punti dei lagunari. Manovra Carli, si ferma il palleggio, viene Ziller in aiuto, non trova Torrisi, prova a prendere il centro dell'area,
Un tiro libero in movimento, lo realizza, sblocca così il punteggio per Rotagliana. La nostra postazione, abbiamo una fetta di campo che non si vede. Intanto Carli riesce a arginare l'incursione di Usaiande. Dall'altra parte Dal Monego non riesce a trovare il fondo della retina su una bella incursione, peccato. Gira bene la palla alla Reyer, va dentro, tira giù il rimbalzo Stiller sul tiro fuori misura di Chinello. Torrisi, infrazione di passi in partenza, aveva fintato bene ma non ha messo giù la palla in tempo per evitare i passi. (6-2), molto veloce le azioni della Reyer, riescono a trovare lo spazio nell'area rotagliana. Adesso ben chiusa, buona difesa di Dal Monego che però ha un eccesso di foga e viene ravvisato il fallo sul tiro, andrà in lunetta con 2 liberi Pizzato. Realizza il primo Pizzato, pulito, a segno anche il secondo. Riparte Rotagliana con Cela, pressa alta Reyer, Usaiande anticipa Carli che non può ricevere. Rimessa laterale per Rotagliana, passati 8 secondi sul cronometro dei 24. Si muove bene i ragazzi di Magnocavallo, ancora Carli contro Daniel Usaiande, si ferma, non c'è nessuno che taglia, la perde nella cercare di andare da Ziller, poi Daniel Usaiande sbaglia, trova il suo rimbalzo e alla fine trova il canestro del 10-2. Dal Monego c'è la Torrisi da 3, ben costruita questa azione da parte di Rotagliana, fatto girare bene la palla in contropiede. Adesso Cela, cambi per Magnocavallo e lasciano il campo Giulio Stiller e Dal Monego Andrea. Entra Mattiangelo Nuresi e Alessandro De Pretto. Tatticamente non cambia niente, sono equivalenti in ruolo i due ragazzi. Intanto Cela, un'intuizione, corre da solo, ne appoggia 2, rediviva la Rotagliana, torna sotto a -3, 5 punti in fila. Adesso c'è energia da parte dei nero-arancio di Mezzo Lombardo. Coach Buffo non corre rischi e va a chiamare il time out. Sussulto dei ragazzi di Mezzo Lombardo in questa fase della partita. 6:27 da giocare, 8-2 il risultato, poi un parziale di 5-0 da parte dei ragazzi di Rotagliana con la tripla di Torrisi e l'anticipo e appoggio facile in contropiede di Cela. E in un men che non si dica ci si ritrova a -3. È il bello del basket, bastano un paio d'azioni che girano bene e si può rientrare in un punteggio. Tanto chiacchierano in panchina, purtroppo dalla nostra postazione non vediamo le 2 panchine, siamo proprio sopra, la tribuna è sopra le panchine. Anche una fetta di campo ci è preclusa dalla vista. Intanto torna in campo Rotagliana, sicuramente
con entusiasmo per il risultato che sorride un po' di più rispetto a prima. Sicuramente il valore di Reyer non credo sia molto in discussione, ma ci si può prendere qualche soddisfazione qua e là. Intanto Zayande la fa girare, pivetta, la riceve ancora lui, prova ad andare dentro, scarica di qua, difende bene Rottagliana, conquista il passaggio Carli, che riesce a trovare miracolosamente Cela, poi Nuresi vuole andare da... Peccato, voleva andare da De Pretto, non ci è riuscito, è arrivata la corrente Carli, non è riuscito a controllare il pallone, ha pestato la riga e ne è nata una persa. Era una buona azione anche questa. 5 minuti e 55. Bella partita per adesso. Buone le difese di entrambi gli schieramenti. Intanto Osayande viene contenuto da De Pretto, dicono in maniera irregolare, manda in lunetta Daniel Osayande, sicuramente uno dei più talentuosi della compagine veneta. Non sbaglia e va a muovere il risultato per la Reyer dopo un po' di tempo. Non segnano su azione da qualche minuto. Sbaglia il secondo, ma Angussà fa suo il rimbalzo, poi De Pretto lo tira giù, palla a 2, ma aveva la palla in mano De Pretto, non capiamo tanto questa chiamata, ma tant'è. Carli, Cela, Torrisi, non riesce ultimamente a correre abbastanza bene il campo Rottagliana, poi un po' di difficoltà nel mettere la palla in fondo al sacco. Secondo fallo di De Pretto, un po' troppa iruenza, dice l'arbitro, in questa difesa. Ha difeso forse un po' troppo con il corpo. Adesso Magnocavallo lo deve sostituire per evitare che accumuli troppi falli. Entra Pilati. Anche qua sostanzialmente non cambia molto. Trova il canestro intanto la Reyer con un'azione insistita di Ruggero. Pilati non riesce a... Intanto dall'altra parte Osayande invece non sbaglia. Adesso il time out lo deve chiamare Riccardo Magnocavallo. Parzialino 5-0 restituito. Restituito sì, ma non senza difficoltà da parte di Reyer Venezia. Un po' di filo da torcere lo hanno avuto. Qualche azione sbagliata in contropiede da parte di Rottagliana poteva sicuramente dare un po' di più soddisfazione ai ragazzi. Mancano 4 minuti e 53 alla fine del quarto. Direi un buon quarto finora giocato sicuramente da Venezia, ma anche da Rottagliana. Intanto un aggiornamento da mezzo lombardo, dove l'Under 13 si sta giocando la partita della seconda fase per l'accesso alle Final Four contro il Mini Basket Trento. Il risultato dice 25-15 in favore di Rottagliana. Pensiamo nel secondo quarto, non abbiamo la notizia. Partita indirizzata a mezzo lombardo, almeno speriamo. Tutto pronto.
Torrisi, infrazione di passi. Peccato. Persa di Rotagliana, non una buona uscita dal time out. Intanto c'è stato qualche cambio da parte di Magno Cavallo. Dal Monego controlla il rimbalzo, poi la cede a Ziller. Deve andare dentro. La scarica fuori invece. Torrisi da 3. Alla mano calda, Leo Torrisi. Intanto la Reyer fa girare la palla dall'altra parte, ancora Osayande che scarica fuori da 3. Angussa prova a trovare il canestro, poi sul rimbalzo Osayande la tocca, rimessa Rotagliana. Intanto ci sono dei cambi. Esce Leo Torrisi, entra Andrea Cela. Nuresi passa la metà campo, vede un varco, va dentro, trova il canestro, vorrebbe anche il fallo. Riparte Andrea Cela, si deve fermare. Dal Monego, sfortunato Andrea Dalton dal Monego, peccato perché era almeno 1, invece si arriva a -5. Nuresi su buona imbeccata di adesso la partita è molto spumeggiante da una parte e dall'altra, si corre il campo, ci sono spazi, intercetta Cela, un po' in difficoltà Reyer in questo momento, la dà dentro per Nuresi, controlla bene, la butta fuori per Dal Monego che se la sente da 3 e la mette, e la Rotagliana la pareggia quando mancano 2:46. 3 triple a segno per i ragazzi di Bagnocavallo, sicuramente sono state decisive, ma Osayande intanto si gira bene, non entra, al momento no, dei ragazzi di Buffo. Ziller va dentro, Cela ci pensa un attimo, poi si arresta e porta in vantaggio la squadra di Mezzo Lombardo. Per la prima volta nella partita passa in vantaggio Rotagliana. Subito Osayande regala un cioccolatino a Miozzo che torna a mettere in parità la partita, ma abbiamo una gran bella partita stasera, questo pomeriggio qua a Mestre. Nuresi prolungato nel palleggio, poteva andare dentro, si è arrestato. Miozzo con qualche difficoltà controlla il pallone e poi passaggio fuori misura, persa per Reyer Venezia. Si riparte con la rimessa laterale da parte di Rotagliana. 1:36 sul cronometro, 19 pari, entrano Anfora e Frenez, fa ruotare tutti Magnocavallo. Frenez dal Monego, Ziller persa però, va dentro Osayande, canestro e fallo. Mi sa che Daniel Osayande dovrà caricarsi la squadra sulla schiena questo pomeriggio e lo sta già facendo. A segno il tiro libero, 1:18 da giocare, corre Cela, la cede a Anfora che palleggio, arresto, tiro, non va. Osayande la tira giù lui, poi vuole correre tutto il campo, se non lo fermate la finirà dentro nel cerchio arancione, la fa girare la Reyer, va dentro
Chinello, poi torna fuori Miozzo, la prova da 3, controlla il rimbalzo, Cela, Frenes dal Monego, Siller deve provare lui a... C'era un passaggio, c'era una linea di passaggio molto interessante per Frenes, difficile da vedere ovviamente. Gran canestro col flotterino. 24-19, ultimo possesso praticamente. Dal Monego, la fa girare lui, viene a prenderla Frenes. La vorrei Anfora, la va da Cela Frenes. Manca poco, sta per scadere, 7 secondi, la riceve Anfora che la ridà a Cela che la spara da 3, entra e esce, finisce così il primo quarto, mi sa, con un'infrazione di campo a 0,93 secondi dalla fine. 24-19, meno 5 Rotagliana, un buon quarto. C'è un cambio anche, esce Usaiande, entra Pivetta, un piccolo riposo per Daniel Usaiande, neanche un secondo. La prova Ziller, che a momenti mi pesca il jolly, Giulietto Ziller. Finisce il primo quarto 24-19, era qualche partita che non vedevamo un po' di equilibrio nei primi quarti. Le partite venivano indirizzate abbastanza velocemente nelle precedenti sfide, mentre qua i ragazzi sono riusciti a ritornare sotto. Intanto da mezzo lombardo arriva al 48-24 per Rotagliana Under 13. Vediamo un po'. Indicazioni dei coach, tutto pronto per riprendere la partita. Secondo quarto, speriamo sia all'altezza del primo, che ci faccia divertire. Sicuramente un fattore per Rotagliana Leonardo Torrisi con 8 punti, poi Dal Monego con 3, Nuresi e Cela con 4 a segno per Rotagliana, mentre dall'altra parte Daniel Usaiande risponde con 8 punti, poi Miozzo 4 e Pizzato con 4, e poi Pugiotto, Diop, Pivetta e Giulio e Ruggero, scusate, con 2. Ripartita la sfida. Bella penetrazione del numero 31, che non abbiamo in lista R, quindi non sappiamo come si chiami. Intanto Torrisi prova a spararla da 3 ancora, non entra, corre il campo la Reyer, flotterino morbido, non entra anche questo, prova a Angus a controllarla, poi la fa girare, gira bene la Reyer, va dentro, Pivetta e centra il bersaglio Dal Monego con un po' di sufficienza, poi riesce a darla a Stiller, Frenes, Nuresi mette i piedi a posto, prova a spararla da 3, non entra,
tira giù il rimbalzo e corre il campo, numero 31 di Reyer, 42, si incarta un po', riesce a cederla Pivetta, poi Eguassa prende il rimbalzo, la mette in fondo al sacco, Reyer sta andando via, più 9, Siller va dentro, si spazia, lo appoggia morbido, ma come un falco arriva dal Monego, solo soletto, prende il rimbalzo e la appoggia al tabellone. Dall'altra parte intanto Egussua, fanno girare bene la palla Reyer, poi va dentro, bella azione di Pugiotto che trova il fondo della retina, sempre più 9, Reyer, finta al passaggio, poi arriva Siller, la ripensa, la cede ad Almonego, tira giù il rimbalzo Pugiotto che riparte per la Reyer, Pivetta, poi la cede a Egussua, scusate non ho girato la telecamera, che ne appoggia altri 2, manovra Torrisi, Frenez, Nuresi, azione prolungata, lo manda al bar, si arresta, poi non trova il fondo della retina, ma bella azione di Mattiangelo Nuresi. Intanto dall'altra parte prova ad andare dentro, Egussua si arresta, la prova a appoggiare, Frenez la cede in qualche modo ad Almonego che con la sua tipica azione trova 2 punti. Riparte la Reyer. Buona difesa di Rottagliana, costringe a un tiro un po' forzato, poi Dal Monego tira giù, poi va fino in fondo, subisce il fallo. Viene fermato dal numero 42 Pivetta. Primo fallo in questo quarto per la Reyer. Tornano in campo Cella e Carli con Dal Monego, Torrisi e Nuresi. 2 liberi per Andrea no, niente liberi perché non era su azione di tiro Dal Monego. Si riparte dal fondo. Nuresi chiama le posizioni corrette. Dalton la prende, mette i piedi a posto, la spara, fuori misura. Schema non riuscito quantomeno nel risultato. Dall'altra parte Usaiande suona la carica per i suoi, ne appoggia 2. Dal Monego, Nuresi, Usaiande. La suona per i suoi Daniel Usaiande. Mette tutta la carica che ha in corpo a caricare i suoi per scacciare via i cattivi pensieri che sono affiorati nel corso del primo quarto. Diciamo che il secondo quarto un po' più indirizzato, non c'è stata time out intanto qui a Venezia. (12-4) il parziale del quarto in favore di
di Reyer Venezia. Si riparte dal fondo. Nuresi, Torrisi si arresta, spara, il ferro gli dice di no, si riprende il suo rimbalzo, viene a prenderla Nuresi, viene anticipato dal Monego, chiede la rimessa, non gli viene concessa. Ovviamente da qua per noi è impossibile capirlo. Si riparte Osayande, punta Ziller, vuole andare fino in fondo, poi scarica fuori, mette i piedi a posto, la spara da 3, fuori misura dal Monego, non riesce a far correre Carli, viene anticipato. La fanno girare bene la Reyer, va dentro, la perde la maniglia, la ributta fuori. Osayande scarica anche lui, poi prova ad andare dentro, abbassa molto la spalla su Carli. Osayande solo contro 4, riesce a portarla fuori, grande Daniel. Poi viene chiamata palla 2. 4 minuti e 56 in questo quarto, un po' avido di emozioni per Rotagliana. Solo 4 punti per i nero-arancio che attaccano da sinistra verso destra. Viene a prenderla Carli, che la fa correre sull'asse Ziller, che la dà dentro a Nuresi, che non riesce a trovare il fondo della retina. Siamo già dall'altra parte. Osayande la scarica su Angussà, non sbaglia. Poi Ziller la perde, poi riesce a portarla via Carli in qualche maniera, prima che venga fatto, che il pasticcio sia cotto. Dal Monego trova l'imbucata e va a muovere un po' il tabellino. Poi Nuresi chiede il fallo, non riesce a trovare il fondo della retina. Buon momento di Rotagliana, bisogna continuare a martellare. La tocca ma non riesce a rubarla, poi scarica fuori. Ziller la prende, rischia lo scontro con e la dà dentro per Nuresi, che la cede a Carli fuori misura. Ne nasce una persa da un possibile contropiede, qualche imprecisione, ma va bene così ragazzi, va bene così. Torna in campo De Pretto al posto di Giulietto Ziller, prova subito ad arginare Chinello. Chinello fa girare la palla, Chinello ancora. Pizzato, poi la fa sua dal Monego, che la dà a Carli. Torrisi. Nuresi. Non avevo girato la telecamera, scusate. Carli la prende lontano, prova ad andare dentro. Subisce il fallo. Secondo fallo per Reyer, partita molto corretta, solo 2 falli in 6 minuti e mezzo. Rimessa dal Monego, viene a prenderla Nuresi, pensa un attimo al tiro da 3, riesce, prende una bella spallata. De Pretto, Carli, si prende un altro fallo Carli. Chinello era su tiro, dicono gli arbitri, quindi ci sono 2 liberi per Carli. Vediamo se riuscirà a concretizzare questo giro in lunetta Carli. Mette il primo, porta a 26 i punti di Rotagliana. Tanto Torrisi si sistema le scarpette. Tutto pronto.
Torrisi e De Pretto a rimbalzo. Carli la spara, un po' lunga, tira giù Egussua, ha provato a toccarla Dalton, non ci arriva fino quanto meno per indirizzarla. Va dentro, scarica fuori, la fa girare bene sul fondo, poi torna in punta. Prova a tenerla la Rotagliana in qualche modo. Dalton ferma l'azione dei lagunari. 2 secondi sul cronometro dei 24. Cambi dentro Giulietto Stiller. Fuori Leo Torrisi, il più prolifico in casa nero-arancio. Tanto time out. Non sappiamo chi l'ha chiamato perché da qui non vediamo nel tavolo né le panchine, quindi non possiamo sapere chi l'ha chiamato, possiamo solo intuirlo. 3 minuti e 05 al termine di questo secondo quarto, bella partita. Più 12 Reyer, ma il risultato conta quel che conta in questo palazzetto dove ai muri ci sono tutti i trofei, tutti gli scudetti della squadra di Venezia, delle giovanili della squadra di Venezia, e che non sono proprio pochi a vederli qua tutti in fila. Dal Monego dice neanche tantissimi. C'è ancora spazio. Torna in campo Rotagliana con De Pretto, Carli, Siller, Dal Monego e Nuresi. Un po' sfortunati nelle ultime azioni in attacco, ma tutto sommato molto buone, ben eseguite. Mancato solo la ciliegina, cioè il canestro, ma succede. Intanto si perdono Chinello e fatturano 2 punti nei 2 secondi disponibili. Un altro fallo. Esce Nuresi. Buono il suo impatto sulla partita. Entra Cela. Cambia anche per Reyer. Esce Pivetta e torna Osayande. Un altro cambio, esce Chinello e entra Eguassa. Sicuramente non 2 clienti facili per Rotagliana. 5, brutta persa questa. Perdere la palla sulla rimessa è sempre un brutto segno. Sicuramente tutti i cambi hanno un po' deconcentrato i ragazzi di Mezzo Lombardo. Fare i cambi a singhiozzo non è servito, ovviamente non è una scusa. La tocca Dalton intanto sul passaggio in post basso su Egussua di Osayande. La butta fuori. Due minuti e 42 da giocare, 16 su quello dei 24. Reyer a più 14. Pronta a rimettere in campo la palla in zona d'attacco, ma l'arbitro chiede che venga asciugato il pavimento, il parquet, perché altrimenti si rischia di scivolare e farsi male. Palla in gioco. Difende bene Rotagliana. Egussua, qualche passo di troppo forse, ma a mio modo di vedere Dal Monego va fino in fondo, non riesce a trovare, ma bella azione insistita di Dalton Dal Monego, poteva trovare miglior sorte. Dall'altra parte Osayande rapina e porta a 18 i punti di vantaggio.
in questo secondo quarto. Carli contro Usayande, si ferma. Prolungata l'azione di Carli. La da dentro a De Pretto. Cela. Non viene ravvisato, ma dal Monego. Leggerezza nell'appoggio, la prende lui. Cela da 3. Sembrava dentro da qua. È mancato un centimetrino per che venisse accolta dal ferro. Usayande la ribalta. Poi in punta. Va dentro. Miozzo la scarica fuori, la tocca Cela e si riparte con una rimessa laterale con 11 secondi dal fondo. Pronto Daniel Usayande. A eseguire la rimessa. La prende in post su dal Monego. Lo tiene dal Monego, però prende il rimbalzo. Caparbio sempre. Non si arrende mai. Riparte Carli. Va lui. Prolungata azione di Carli che viene braccato. È una sfida, poi rischia la persa. C'è la piede. Si lamenta con l'arbitro, c'è la... Va a dare una spallata a Usayande. Ravvisato il fallo. Primo fallo di Rotagliana Basket sul meno 20. 40 secondi da giocare. Usayande va dentro. Viene fischiato il fallo a De Pretto. Non mi sembrava, però. Terzo fallo per Alessandro De Pretto, un po' limitato in questo inizio di partita. Torna in campo Pilati. Una staffetta fra i due. Tanto cambia anche coach Buffo. Fuori il numero 38. Pugiotto, entra Miozzo. Miozzo la fa girare. E Gussois. C'è Cela davanti a Usayande. Usayande poi pesca il numero 38 Pugiotto Alvise che comodo appoggia 2 punti. Cela. Carli non riesce, in qualche maniera la ruba Carli, poi la spara, non sappiamo se da 2 o da 3. Da 2. Avevo anche la telecamera girata dal lato sbagliato, scusate. Finisce qua il primo quarto, il secondo quarto, scusatemi. Attenzione, dato da 3 il canestro di Carli, 29, molto bene. Vi lascio con i nostri sponsor. 1, 2, 3, Rotagliana.
Si rinizia. Reyer che attacca da sinistra verso destra. Rotagliana da destra verso sinistra. Ziller prova a rapinare. Va dentro, scarica. Buona difesa di Rotagliana, che deve capitolare sulla tripla. Finisce con una tripla, rinizia con una tripla da una parte e dall'altra. Se le scambiano le due formazioni. Cade Carli, si inciampa Nuresi. Botta ricevuta da Carli. Piccolo caduta. Si lamenta un po' per il male al ginocchio. Va dentro nel burro. Torrisi. Nuresi. Carli stoppato. Daniel a fatica controlla, ma la regala a Dal Monego, che pesca Nuresi, che ne appoggia due facili. Siamo già dall'altra parte, non ci si sta dietro neanche con la telecamera. Carli ha anticipato, non riesce il giochetto, bucato l'anticipo di... Prende il fondo Osayande, non riesce a trovare il canestro, l'hanno fermato in qualche maniera. Ziller trova un'autostrada, la butta per aria, viene stoppato anche lui. Fasi un po' confuse di gioco, si prova ad attaccare molto velocemente il ferro. Adesso ragiona un po' la Reyer, la fa girare. Azione di Chinello, che poi Carli prova in collaborazione con Torrisi. Torrisi pensa a spararla da tre, trova in mezzo all'area Nuresi, si spazia, Dalton prende il rimbalzo fuori misura, Dalton lo riprende, si scontra, non va, si è scontrato anche con Ziller, ma non riesce a depositare nel canestro. Carli commette fallo nel tentativo di stoppare il numero 37 Chinello. Entra intanto De Pretto, esce Ziller, torna sugli spalti Dal Monego, che può salutare la folla. Sbaglia il libero, ma fa sul rimbalzo la Reyer. Ancora lui da tre. E direi che va bene così, invece che un +1 ha fatto un +3. Adesso prende la palla indiavolato. Sbaglia l'appoggio di un parziale che sarebbe stato pesantissimo per Rotagliana. De Pretto, Nuresi, Carli. De Pretto non riesce a chiudere il triangolo. Bella azione di Diop, che Carli imbecca Nuresi. Caparbio Carli. Cerca il canestro, lo trova. Si va dall'altra parte, Dal Monego. Non viene fischiato il fallo, non si capisce come abbia potuto l'arbitro non fischiarlo. Ma si riparte. Diop firma Dal Monego in fallo laterale. Si riparte dal lato. Cerca di liberarsi Torrisi in qualche maniera.
poi pressione oltre il consentito e porta a casa un fallo Leo Torrisi. Uno a uno il computo dei falli. Si riparte dal lato Torrisi alla rimessa. C'è uno schema, la viene a prendere Nuresi, la voleva sparare subito, poi mette i piedi a posto, la spara fuori misura, De Pretto prova a salvarla. Non c'è spazio. Riparte la Reyer dal fondo. Bella azione. Fanno girare molto bene finché trovano lo spazio per il tiro da 3. Tira giù il rimbalzo De Pretto. Rischia Torrisi. La spara. Non abbiamo la stessa fortuna o precisione vista nel primo tempo. Nuresi ferma tutto. Carli giravolta e appoggia 2 punti. La partita è veramente veloce in continui cambi di campo. Fa girare adesso la Re. Quando si mettono a far girare la palla sono abbastanza bravi. Intanto intercetta Carli, corre il campo, ne appoggia 2. Buon momento di Carli. Dall'altra parte De Pretto tira giù il rimbalzo, la cede a Nuresi. Ancora Carli, vuole attaccare ancora lui. De Pretto da 3, prende il ferro, buon tiro di Ale De Pretto. Dall'altra parte fuori misura il passaggio, persa per la Reyer. Tiriamo il fiato anche noi che siamo qua a raccontarla. Non immaginiamo i ragazzi. Intanto dentro Pilati, dentro Frenez, assieme a De Pretto, Nuresi e Carli. Spinge Carli. Gli fanno 2-3 falli in un'azione. Alla fine gliene fischiano uno. Gli fischiano quello che vale di più, quello sul tiro. Si presenta il Lunetta con 1 su 3 finora ai liberi. Vediamo se saprà riscattarsi. Sono perso un po' di punti della Reyer nel frattempo. Un po' tanti, sono a 64 contro i 37 di Rottagliana. Mette il primo Carli. 2 su 5 finora. Mette anche il secondo. E lascia il campo per Andrea Dalton dal Monego e per Giulietto Ziller. Nuresi anche fra i giocatori che escono. Buona difesa di De Pretto che poi tira giù anche il rimbalzo. Lotta Ale De Pretto e alla fine per il possesso alternato la rimessa va a Rottagliana. Pronto Giulietto Ziller. Perde un pelo l'attimo Ziller, poi la butta su a mo' di rugby per Dal Monego. Persa di Rottagliana. Riparte la Reyer, la fa girare Diop. Arriva nelle mani di Ruggiero che la spara da 3. Intanto Dal Monego, infrazione di 8 secondi. .
non sono riusciti a passare in tempo la metà campo i ragazzi di Rotagliana. Brutta persa questa. 3:21 da giocare, 39-67. Cambio, esce De Pretto, entra Torrisi. Tanto è tornato in campo anche Osayande. Diop. No, scusate, Egussia. Siller. Frenes. Vede l'infrazione di campo, ma non era assolutamente nella sua metà campo Valerio Frenes. No, comunque niente paura, una svista in questo caso degli arbitri. Riparte la Reyer, gliela tocca col piede Dalton. Tutto da rifare. Si riciclano i 14 secondi. Si fa vedere Osayande che la dà in angolo. Nello stretto si muove come un furetto Osayande. Poi la butta fuori. Trova il compagno che spara da 3. Siller gliela rapinano, si perde l'attimo, gli mettono le mani sulla palla, possesso alternato, va alla Reyer questa volta. Siamo grandi difficoltà in questa fase della partita per Rotagliana nell'arrivare dalle parti del canestro avversario. Daniel chiama il blocco, poi la scarica fuori, dentro, ma capisce tutto del Monego. La cede a Siller, Frenes, dal Monego, Torrisi. Azione prolungata di Torrisi che va fino in fondo, trova il fondo della retina. Intanto Osayande la mette fuori, piedi a posto per Ruggero che la mette da 3. Stanno iniziando a trovare molto bene il canestro da 3 i ragazzi di Coach Buffo. Tanto Frenes si addormenta, ma non si addormenta Ruggero che porta a 77 i canestri i punti di Reyer Venezia. Dal Monego azione prolungata, però non trova il canestro. Va bene lo stesso Dalton, ci sei piaciuto. Fa girare Miozzo, prende il centro, un pelo lungo, ma Eguassa, scusate, trova canestro e fallo. Andrà in lunetta col libero aggiuntivo sul punteggio di 79-41. Cambi per Magnocavallo, fuori Pilati, Frenez, dentro Anfora e Nuresi. Quintetto adesso formato dal Monego, Nuresi, Torrisi, Siller e Anfora. E Gussois non sbaglia l'aggiuntivo, porta 80 punti, quasi doppiata Rotagliana in questo terzo quarto. Si sapeva che i valori in campo erano abbastanza sbilanciati, ma ci è piaciuto lo stesso il primo quarto, dove si è visto una buona Rotagliana. Poi Nuresi intanto prova a mettersi in proprio. Dall'altra parte
Torrisi prova a stoppare e Guassà lo fa fallosamente, andrà in lunetta con 2 liberi il ragazzo classe 2012. Probabilmente Reyer gioca con 4 ragazzi del 2012 per appunto per gli impegni con la nazionale dei 2011, ma sicuramente non hanno fatto rimpiangere gli assenti, soprattutto questo ragazzo. E Guassà, molto interessante. Miozzo alla fine, dopo 2 tentativi, riesce a trovare il canestro. Anfora riesce a passarla a Ziller, ma poi viene perso il pallone. Pivetta, la spara da 3 e con un pizzico di fortuna la palla casca nel canestro di Rotagliana. Dal Monego, Anfora prova a tirare, fuori misura il tiro, finisce il terzo quarto. (86-41), data via la Reyer, non ha fatto sconti. Nel frattempo a mezzo lombardo è finita 69-36 per l'Under 13 contro Mini Basket Trento. Qui manca ancora il quarto da giocare. Reyer assolutamente in controllo della partita. Ma tutto sommato una partita divertente qui a Mestre. Tutte le altre partite si giocheranno domani. Reyer seconda in classifica con un record di 17-3, media punti 85.4, l'ha già superata. Subiti 59,9. Rotagliana record 1-19, media punti fatti 59,7 e subiti 88,3. Diciamo che sui subiti siamo quasi in media, bisogna ancora lavorare per portare a casa almeno la media dei punti fatti. 38-12 il terzo quarto è finito. Abbastanza severo il risultato. Gli altri quarti erano finiti 24-19, 24-10 e appunto 38-12, 86-41 il totale. 18 punti intanto per Daniel Osayande. Si riparte. C'è Nuresi che manovra. Anfora, Torrisi. Fa spazio Carli, Torrisi, un filo corto. Riparte la Reyer. Sanno bene cosa devono fare. Ma Nuresi la tocca a Miozzo e riparte. Rischia un po'. Torrisi viene a prenderla. Carli prova ad andare dentro lui. Canestro e fallo. L'apre così Carli. 43-86. Giro in lunetta per Carli. Credo sia l'unico che ha tirato liberi per Rotagliana. Adesso ha la media del 50%. Carli, vediamo se migliorerà il suo score. Così è. Fa anche questo. Tanto prova a contenere il numero 47 Ruggiero. Si arriva dall'altra parte.
Nuresi lo ferma un po' con le buone, un po' con le cattive. Intanto un po' corto il passaggio, un po' a metà strada. Si prova a contenere i ragazzi di Reyer, che però hanno la manina abbastanza educata e quando sono liberi e la sparano portano a casa i 3 punti. Nuresi, c'è ancora voglia di far bene in casa rottagliana. Carli prova in qualche maniera, Dal Monego gli fa il giro, lo circumnaviga Ruggiero e appoggia 2 punti. Carli, Anfora, brutta persa. Dal Monego, Carli, Torrisi, da 3. Qualche soddisfazione personale per i ragazzi, ci sta. Saltati un po', sta giocando un po' così adesso. E Gussia alla fine riprende il suo rimbalzo, il suo errore e si riparte. Nuresi, Torrisi, azione molto confusa. Carli prova la stoppata, non riesce. Si va dall'altra parte. Nuresi, la prova da 3. Saltati tutti gli schemi. Prova a toccarla Anfora. 99-47. Escono Anfora e Nuresi, entra Ziller e De Preto, alza un po' il quintetto, mette i pseudo lunghi a disposizione Magnocavallo. Rimessa Reyer, Dal Monego, non riesce a prenderla, si fa spazio, ne mette, segna il 101. Un po' severo il risultato per Rottagliana. Sicuramente era partita molto bene, adesso un po' disunita nelle ultime azioni. Devono continuare a macinare il gioco come sanno fare, anche se capisco che può essere difficile. Rimessa di Dal Monego su Carli, che viene stoppato da Egusua. Sicuramente differenza fisica importante fra Carli e Guassà. Si libera Ziller. Ancora Guassà. 5 secondi sul cronometro. Bisogna fare in fretta, ma la fretta ogni tanto porta anche una buona soluzione. Vediamo cosa si inventeranno i ragazzi. La prende Carli, decide di andare dentro lui. Viene stoppato ancora. Scadono i 24. Vince la difesa della Reyer. Non è andata come voleva. Sfortunato questa volta, ma prende il rimbalzo Zayande, che con una magia ne appoggia altri 2. Carli prende il centro dell'area, poi la cede a Leo Torrisi, che si spazia, la spara, non entra. De Preto prova a contrastare Miozzo, che va fino in fondo, sbaglia, però diventa un assist per Chinello, che porta 105 i punti di Venezia. De Preto, Torrisi, infrazione di campo di Ziller intanto perché ha saltato. Dal Monego,
un filo corto, non entra, ma lotta per riprenderla. Dall'altra parte, infrazione, mette il piede sulla riga. Esce Siller e dal Monego entrano Pilati e Frenes. Tanto scivola via la partita, 5:37 da giocare. Carli spinge lui. Prolungata l'azione di Carli. Viene a prendere la Frenes. Mette i piedi a posto, la spara da 2. Valerio Frenes si iscrive alla partita. Tanto la Reyer continua a macinare il gioco, in qualche maniera prova ad andare via. Chinello subisce il fallo, appoggia 2 punti, si presenta in lunetta per rimpinguare il suo bottino. Reyer intanto a 107-49 per Rotagliana. Cambi. Sbaglia il libero, ma Egusua si gira bene. Devo andare a controllare quanti punti ha fatto questo ragazzo, credo un bel po'. Frenes contro Usaiande. La butta su, De Pretto, cioè pronto a prenderla. La poggia su Pilati che non riesce a trovare il canestro. Palla si perde sul fondo, si riparte con rimessa Reyer. Spinge Diop. Va fino in fondo, prova il canestro, intanto viene a prendere la Torrisi. De Pretto si incasina un po' la vita. Passa al centrocampo, viene a prenderla Pilati, ancora Torrisi, che la dà dentro per De Pretto, anticipato, ma con caparbietà Pilati. Subisce il fallo Carli. Lascia il campo in favore di Dal Monego. Pronto per la rimessa, va a farla proprio lui, proprio Dal Monego. Sbaglia l'appoggio Dalton Dal Monego, la cede ai ragazzi della Reyer, la prende Usaiande, la prende Diop. Prova a controllarla Torrisi, poi arriva il solito Chinello che mette tutti d'accordo depositando 2 punti in fondo al sacco. Intanto cambia ancora. Manca 3 minuti e 40. Imposta Chinello, Usaiande prende il centro, appoggia bello morbido il 115. Torrisi la perde, rapinata, poi va dentro per Usaiande che ne appoggia altri 2. Penso che si porta a casa un bel bottino Daniel Usaiande questa sera. Tanto toccata sulla rimessa da parte di Diop. Torrisi.
Va lui oltre la metà campo, arriva fino dalle parti del canestro e ne appoggia 2 anche Leo Torrisi, portando, scusate non ho seguito l'azione col video. Tanto di qua si arriva a 119. Torrisi, Frenes, Pilati, si ferma il palleggio, poi prova a darla a Droid. Dall'altra parte Miozzo ne appoggia 2 facili, 121, ormai è festa in casa Reyer, più 70. Un'altra persa, Osayande la ridà al suo compagno, subisce anche fallo. Un po' incredulo dal Monego. (123-51). Fuori De Pretto e fuori anche, non ho visto, entra comunque Carli e Anfora. (2:02 da giocare). Prende il rimbalzo Carli. Per via del possesso alternato la palla è di Reyer Venezia. Bella giocata, non arrivano a quelle altezze i ragazzi di Rotagliana. Dal Monego cede a Carli, si trova ancora Dal Monego che da 3 si lotta come fosse l'ultimo pallone disponibile. Alla fine ne esce una rimessa per Rotagliana. Arriva ad asciugare Palché. Fa tutto il buon Chinello, ha fatto 1000 punti, ha asciugato anche il Palché a questo giro. Intanto Carli, Frenes si mette in proprio, la spara. Era da 2. Dall'altra parte Pilati lotta a rimbalzo, se la passano a trovare la miglior posizione. Gira bene la palla in quel di Venezia e alla fine arriva la bomba. Carli parte lui in velocità. Anfora, Frenes, gliela rapinano. Diop, serve un cioccolatino da scartare e porta a 130 il numero 31, il bottino di Reyer. 130-53. Dal Monego la cede a Carli. Non riesce a limitare, a non far segnare il canestro Carli. Dal Monego va dentro fino in fondo, ma Diop lo stoppa in maniera abbastanza spettacolare, direi, in questa azione. L'ha aspettato fino in fondo. Anfora da solo, la spara da 3, lunga. 18 secondi da giocare in questo ultimo scampolo di partita.
Prova l'anticipo Frenes. Si ferma la Reyer. Non va fino in fondo. 53-132 il risultato finale. Ci siamo divertiti il primo quarto, poi la forza della squadra di casa è sicuramente venuta fuori. Tanto si salutano le squadre. Finisce così a Mestre. Mancano ancora 3 partite in questo campionato per Rotagliana. Da Mestre è tutto. Reyer Venezia 132, Rotagliana Basket 53. Ci vediamo domenica prossima in quel di Treviso.